Eder, Mek, Pallister. Liliana Resinovic viene ritrovata al parco dell'ex OPP di Trieste. Claudio Sterpin torna spesso in questo luogo a ricordarla e c'è tornato anche oggi. Claudio, che effetto ti fa? Ma a me non fa un grosso effetto perché ci sono venuto talmente tante volte che ormai non dico che casa mia, ma poco meno, però io voglio tornare qua soprattutto per non ricordare a me stesso e a tutti gli altri che questo è l'ultimo posto della terra dove è stato depositato il corpo di Liliana, ma soprattutto per farlo rivedere ai bastardi che l'hanno portata qua, perché qua Liliana è stata assolutamente portata. Chi parla di suicidio o tenta di farlo oggi dimostra scarsissima intelligenza, perché nessuno al mondo sarebbe capace di venire qua senza lasciare tracce e suicidarsi, diciamo così, come qualcuno pretende che abbia fatto lei, senza lasciare una traccia. Ma poi io voglio vedere uno venire qua con sacchetti bianchi, neri, eccetera, infilarseli e morire. Lei è stata o è morta per qualche motivo di scompenso cardiaco a causa di le percosse anche che ha ricevuto. Queste sono percosse, quelle che lei ha ricevuto sono percosse, non c'è niente da fare. Dopodiché la sua morte è ancora un mezzo mistero, anche se io la posso immaginare. Lei è stata soffocata, punto e basta, tenuta da qualche parte per una ventina di giorni, perché se veniva qua solo 2 giorni prima del ritrovamento, già il 2 o il 3 di gennaio, sarebbero stati sufficienti per i cinghiali a farne scempio. Il telefono di Liliana quella mattina sembra uscire da un libro di magia tra apparizioni e sparizioni. E tra l'altro è incredibile come anche la tua stessa chiamata di quella mattina sia sparita dal telefono. E come mai? Io l'ho detta, quella telefonata io l'ho ricevuta e l'ho detta il giorno dopo in polizia come primo elemento del mio essere là. Io sono andato in polizia per raccontare la nostra storia, ma ho iniziato con l'ultima cosa che avevo, cioè l'ultima sua telefonata a me, che di nuovo l'ho detto 100.000 volte, me lo ridico volentieri. Lei mi annunciava esclusivamente che dovendo passare per la Wind a fare un'operazione avrebbe potuto tardare di una mezz'oretta dalle 8:40 alle 8:15 che veniva di solito prima delle 9. Alle 9:30 era già fuori tempo massimo. Alle 10, che io ho fatto la primissima telefonata, eravamo ultra fuori tempo massimo. Motivo per il quale io mi sono allarmato. E come? Perché non era da lei fare un ritardo simile senza avvertire. Mi avvertiva se arrivava 10 minuti dopo. Ci sono anche delle deviazioni di chiamata. Quella delle 10:50 è stata dirottata su altro telefono. Liliana in quegli ultimi giorni ti sembrava cambiata? Era la solita Lili, sicurissimamente, l'ho detto e ripetuto 1000 volte, era la Lili che io dopo le 8:30 ho iniziato ad aspettare e dopo mezz'ora o 3/4 d'ora che non si vedeva ho cominciato ad allarmarmi esclusivamente perché non ho ricevuto nessuna notizia, se vogliamo, che non era da lei ritardare più di 10 minuti senza avvertire. Lo ha fatto un sacco di volte nei mesi precedenti, motivo per il quale Lili è stata fermata da qualcuno e le percosse che ha sul viso lo dimostrano. Non si è sbattuta con il viso venendo qua a suicidarsi come qualcuno ha voluto affermare, sbattendo contro gli alberi del bosco. Ma questa è una, non dico parolacce perché sennò mi vengono su e come. Lei si è procurata le ferite sul volto sbattendo contro gli alberi del bosco. Merita una risposta a questa affermazione, chiedo. È una cosa veramente da... non so dove c'è l'intelligenza delle persone che parlano. Io pensavo che per fare qualsiasi cosa si mette in moto quel minimo di intelligenza che ognuno di noi ha. Ecco, ma questo dimostra un'intelligenza sotto zero. Tutto, anche il pensare e il credere che lei è potuta venire qua a suicidarsi. Ma come? In quella maniera? Bene, come? Dove sono le tracce? Lei non ha toccato un sacchetto o la pioggia ha pulito tutto? La pioggia avrà pulito le orme o i segni suoi, le impronte dell'esterno, ma i sacchi che sono all'interno, che coprono il viso e che sono coperti da un altro sacco nero, non possono aver
smarrito le loro impronte di Liliana? Dove sono? Cioè, ma non ci vuole tanto ad arrivare. Cioè, l'intelligenza è una, ognuno di noi ha la propria, ma temo che qualcuno ne abbia veramente poca. Se continua ancora a pensare che lei possa essere venuta qui a suicidarsi. Su, dai, è una cosa che ribolle solo a sentirla. È impossibile. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.